Lo statuto speciale non passerà, a conferma del doppio giochismo attuato a Roma dai deputati del PD. Lo sostengono gli esponenti della Lega Nord dopo che l'emendamento presentato da Prataviera, che chiedeva di inserire lo statuto speciale per la nostra regione nella riforma costituzionale, è stato cassato in Parlamento. Questa richiesta è stata bocciata dagli esponenti veneti del PD e questo secondo noi va denunciato. Quando ne hanno l'occasione a Roma per poter votare a favore del Veneto speciale non lo fanno. L'operazione proposta dalla Lega era aggiungere nella lista delle regioni a statuto speciale anche il Veneto. Per Federico Caneri il Partito Democratico fa propaganda sulle spalle di chi crede che l'autonomia sia la vera soluzione per risollevare le sorti di questa regione. Io chiederei alla candidata Moretti di far sentire la propria voce, visto che denuncia di essere amica di Renzi, e di chiedere al Premier di inserire, perché basta fare una semplice modifica alla riforma costituzionale, inserendo appunto la parola Veneto nella lista delle regioni autonome già esistenti, emendamento che, ripeto, era stato presentato da un nostro onorevole e è stato bocciato dagli esponenti del PD.